Lunedì 20 gennaio, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza e da Luca Ciliberti. Oggi saluteremo un record, mai così tanti trapianti e donazioni di organi in Italia. Poi affronteremo e racconteremo il grande successo di Topolino che parla in catanese. E infine presenteremo un libro sul volontariato ambientalista e la protezione civile. Cominciamo però con l'attualità siciliana, dalle buche nelle strade alle voragini. A Catania si apre un cratere in piazza del Tricolore, in un'area che già era vietata ai pedoni. Il crollo causato dall'erosione del mare. Vediamolo. Ecco, mancava l'audio, adesso vediamo se siamo in grado di poterlo mandare subito oppure se no passiamo al prossimo servizio. Cosa vi dite? Agrigento, andiamo ad Agrigento dopo la cerimonia di inaugurazione e la nomina di Capitale per la Cultura. La città dei tempi vuole mostrare il suo valore con un variegato programma che spenga le polemiche. Vediamo. Uno degli intenti di Agrigento in questo 2025 è quello di non essere soltanto lo spettacolare palcoscenico della Capitale della Cultura, ma di costituire sollecitazione. Spenti i riflettori della cerimonia di apertura alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, da oggi Agrigento deve dimostrare di essere all'altezza del titolo di Capitale della Cultura. Una lunga attesa tra luce e ombre, accompagnata da polemiche e difese d'ufficio. L'ultima del presidente Schifani, che ieri, sotto la volta riparata del Teatro Pirandello, ha ribadito che questa occasione offrirà ad Agrigento e all'intera Sicilia l'opportunità di rinsaldare e far conoscere le proprie radici, mostrandole agli italiani e agli stranieri. Dobbiamo essere anche noi bravi a continuare a lavorare alacremente, come si è fatto anche in questo periodo, anche in questi ultimi giorni, per poter dimostrare le capacità di noi agrigentini e di noi siciliani. Un programma ricco di eventi che trae ispirazione dalla teoria delle 4 radici di Empedocle: acqua, aria, terra e fuoco. Agrigento ha vinto con una proposta credibile che si snoderà per tutto l'anno lungo un calendario punteggiato da eventi di caratura internazionale. Appuntamenti ambiziosi, ispirati. Un cartellone che si arricchirà durante il corso dell'anno. Daremo delle grandi risposte. Abbiamo già prodotto a Roma un primo programma che sarà ulteriormente arricchito e innervato con quanti vogliano inserirvi progettualità di alto livello culturale e peraltro con una durata poliennale. Eventi che dovranno fare dimenticare i ritardi, le carenze organizzative, i lavori dell'ultimo minuto per sistemare le strade della città, la carenza d'acqua e qualche strafalcione grammaticale che non si addice ad una capitale della cultura. Allora, torniamo sulla voragine che si è aperta in piazza del Tricolore a Catania. Ecco il servizio. Mentre si contano i danni e si rattoppano le buche stradali, un'enorme voragine si è aperta sul lungomare di Catania, dove sotto l'effetto dell'erosione è collassato il solaio che copriva una parte di scogliera. Il crollo strutturale non distante da piazza Tricolore è avvenuto in area demaniale, in una zona già interdetta ai pedoni, segnalata da vecchi cartelli corrosi dalla salsedine. Cemento armato e bitume sono finiti nel vuoto. Nel fossato sono state inghiottite anche diverse transenne che delimitavano l'area. Il crollo ha riportato alla luce un altro arco in pietra lavica e, come avviene in questi casi, in tanti si sono precipitati sul lungomare per immortalare l'evento. Gran lavoro per i tecnici comunali e per la polizia municipale che a fatica ha cercato di allontanare gli immancabili curiosi. Ma lei è un temerario, ci sono dei divieti tra l'altro. Ma il divieto lo dovrebbe esserci pure qualcuno che controlli realmente, perché anche se io ho scavalcato ed è giusto che non lo dovessi fare, ma c'è gente pure che pesca. Il divieto di transito è molto nascosto, in effetti come non si vede il divieto. Cioè, lei lo sa che sta correndo un pericolo adesso? Il pericolo non è però così immediato come attraversare la strada, per esempio. E se per caso dovesse cedere un'altra porzione di terreno?
E vabbè, fatalità, che vuole che ci sia. Può succedere anche dove è lei adesso. E il maltempo di venerdì 17 con la tempesta mediterranea Gabri entra di diritto nell'elenco dei fenomeni meteo più importanti degli ultimi anni per la Sicilia. Basti pensare che per trovare un giorno più piovoso di venerdì scorso bisogna tornare indietro al 25 marzo 2020. A rivelarlo è stato il SIAS, Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano. Luca Ciliberti, a te la parola per Agrigento e la voragine. La voragine colpisce il fatalismo, no, di queste persone, beh, può capitare. Allora, la voragine, in realtà la voragine, eccola qua, fotografata, filmata anche dai TG nazionali, così come abbiamo fatto noi ieri, bellissime immagini di Tonino De Mana, a lungomare spunta un cratere. Questa è la Sicilia, che ovviamente mette a tutto pagina la notizia. Pioggia e mareggiate squartano la piazza tricolore, l'asfalto e si spunta una voragine enorme, l'erosione in effetti è la causa principale. E il sindaco trentino, la natura, anche qui fatalismo, no, da parte del sindaco, la natura si è ripresa il suo spazio. Il tema è che insomma, lui dice ora la soluzione è rinaturalizzare quel tratto. Però si vede meglio dalle immagini più che dalla foto del giornale, quella è una zona, insomma, che potrebbe essere pericolosa, a rischio di altri crolli. Tanto è stata curiosa questa notizia, guarda Michele, che te la faccio vedere, ha preso spazio anche sul Corriere della Sera, quindi nelle pagine nazionali del Corriere della Sera. Eccola qua, Catania, voragine sul lungomare, la foto ovviamente pubblicata tra le prime pagine appunto del Corriere di oggi, nelle pagine dei Fatti Nazionali. E poi Agrigento, abbiamo parlato anche di Agrigento, sì, dopo le polemiche, le inaugurazioni in pompa magna, la presenza dei politici, adesso, come titola anche qui la Sicilia, Agrigento si mette in mostra, e qui c'è una bella foto di una delle opere inaugurate tra le tante iniziative, la Capitale della Cultura 2025. Sono state inaugurate la Mostra Tesori d'Italia e il Novecento delle Fondazioni, da Di Chirico a Fontana, e poi Business Women, che sarebbe uomini e donne, e sono le prime due esposizioni. Bellissima questa foto che fa riferimento a diciamo una creazione fatta di stracci, interessante, lo possiamo leggere anche qui nell'articolo, nel pezzo, nel corpo del testo. Le opere sono state realizzate tutte mediante l'uso di materiali di scarto, secondo un progetto artistico che ormai da anni trasforma scarti di lavorazioni in opere d'arte. Bellissimo. La famosa, su tutte, la famosa Venere di stracci del pistoletto, insomma, accompagna anche questa narrazione. Quindi Agrigento, diciamo, da oggi, da ieri, insomma, risulta essere aperta agli amanti dell'arte e della cultura. Andiamo dall'altro, i saldi che non hanno avuto grande successo, la partenza è stata a rilento, le associazioni dei consumatori hanno parlato di un calo delle vendite intorno al 20%. Vediamo qualche particolare. E domenica mattina siamo nel pieno periodo dei saldi. Dovevano essere un'occasione di rilancio per il commercio, ma almeno fino ad ora così non è stato. Stanno andando un pochettino a rilento, visto anche il brutto tempo che non ci sta aiutando, e soprattutto anche vediamo che c'è poca affluenza da parte delle persone, anche poca predisposizione all'acquisto. Ecco. Le associazioni di categoria hanno già una prima stima. Rispetto allo scorso anno in Sicilia meno 20% di acquisti, un dato che fa riflettere. Le vendite sono a rilento e non riusciamo, giustamente, c'è il prodotto, sono pure gli sconti e sono dei bei sconti, ma evidentemente la gente non può per ovvi motivi. I negozi di vicinato sono sempre più in sofferenza. Basta fare un giro nelle vie dello shopping. Attività chiuse per sempre e poca gente in giro. Si preferiscono i centri commerciali o ancora di più gli acquisti online. L'attesa per i saldi non c'è più. Secondo me no, perché ormai tra Black Friday e via discorrendo le persone comprano dove capita online. Sicuramente non convengono più. Ma più che la convenienza è il fatto che non ci sono soldi che ormai circolano. Qualcuno che ha voglia di acquistare nel negozio sotto casa comunque c'è. La tentazione di acquistare un capo che ci piace senza aspettare gli sconti è sempre presente, però trovo
inconcepibile, assurdo e irrazionale che non si debba approfittare dei saldi. Ancora qualche settimana per approfittare degli sconti e soprattutto per dare un po' di ossigeno ai commercianti della città. Siamo al calcio, il Catania non va oltre il pari sul campo del Picerno, Carpani illude, ma i padroni di casa acciuffano il pari con Petito. Il tecnico toscano dice la squadra è viva, con un po' di fortuna si poteva vincere. I quotidiani che dicono, Luca? Allora, andiamo a vedere il Catania, in questo caso il Catania che illude, come abbiamo detto, in vantaggio fino a pochi minuti dal termine della partita, vantaggio di Carpani, appunto illude, nel finale una disattenzione vanifica le speranze di vittoria. La squadra che zoppica, primo tempo di attesa, ma senza correre seri rischi, nella ripresa gara più aperta, il trequartista e Guglielmotti sfiorano il 2-1, quindi insomma si capisce anche dai titoli che è una questione di rimpianto. Prego Michele. Ti interrompo un attimo perché vediamo il servizio del nostro Tonino De Mana. È un punto che interrompe la serie negativa, è un punto, il primo del 2025, che comunque non guarisce il Catania che a Picerno non va oltre l'1-1 al termine di una gara equilibrata e combattuta. Toscano con poche alternative tra mercato ancora fermo in entrata, tranne i portieri e i giocatori in predicato di abbandonare gli etnei, opta per la stessa squadra vista nelle ultime uscite stagionali. Primo tempo con poche emozioni, con le difese che hanno la meglio sui rispettivi attacchi. La squadra di Tomei produce gioco, ma il Catania regge e con Inglese potrebbe addirittura passare prima dell'intervallo. Il colpo di testa ravvicinato del centravanti viene deviato sopra la traversa da Summa. Stesso copione nella ripresa, ma è il Catania al minuto 65 ad interrompere l'equilibrio. Lunetta serve Raimo che mette al centro per Carpani, il numero 20 stoppa e di destro non lascia scampo a Summa, facendo saltare di gioia i 200 indomiti tifosi rossazzurri. Tomei cambia ancora e getta nella mischia Volpicelli e Petito. Quest'ultimo a 10 dalla conclusione approfitta di una respinta di Farroni e lo batte con un tiro beffardo. Finale vietato ai deboli di cuore con una clamorosa occasione fallita da Guerra. Poi Carpani si divora l'1-2 mentre Farroni salva su Bernardotto. Finisce 1-1. La palla ora passa alla dirigenza che dovrà rinforzare l'organico. Negli spogliatoi, al microfono di Marco Carli, la lucida analisi di Mimmo Toscano. La squadra è viva, a me è piaciuto, chi è entrato ha fatto anche bene, quindi partiamo da qui in avanti. Il risultato credo che sia giusto, forse con un po' più di fortuna e di attenzione nei dettagli potevamo portare a casa una vittoria che oggi non avremmo rubato niente. E domenica si torna al Massimino per il match casalingo contro il Giuliano. Luca, continua tu. Allora, abbiamo sentito il tecnico toscano, lo leggiamo anche nelle pagine, la seconda pagina dedicata allo sport del quotidiano La Sicilia. Eccolo qua, Toscano, ho visto una squadra che ha saputo lottare, siamo vivi, dice l'allenatore, sul gol degli avversari avremmo potuto però marcare in maniera diversa, il mercato ci darà presto profili più giovani, ho bisogno di calciatori che hanno fame. Il Catania è stato in ritiro fino diciamo a ieri, non si sa insomma se questo ritiro proseguirà, la domanda la fa il cronista sul quotidiano, eccolo qua, dunque il ritiro proseguirà, vediamo, risponde il tecnico, sono cose che dobbiamo valutare, se bisogna farlo lo faremo, altrimenti rientreremo alla base e continueremo a lavorare come abbiamo fatto finora. Quindi insomma ancora in dubbio questa questione del ritiro. Da una squadra a un'altra, e continuiamo invece con la rassegna stampa dei quotidiani regionali, passiamo al Palermo, quindi la prima pagina che vediamo oggi è la pagina dei quotidiani regionali, la pagina del Giornale Sicilia del lunedì. A centropagina c'è sempre lo sport, si parla del Palermo ovviamente sul Giornale Sicilia. Palermo a tutta grinta, seconda vittoria di fila, sale al quinto posto perché ha battuto la Juve Stabia per 1-0. Assegno ancora le Duaron, quarto gol nelle ultime 5 partite, Sirigu il portiere in evidenza e il tecnico di si dice vogliamo crescere. Il Trapani invece, che ha giocato in anticipo e ha vinto la sua partita a sua volta per 3-0, adesso aspetta la Coppa Italia semifinale con il Rimini. Andiamo a vedere i titoli però, le notizie principali del giornale tolto lo sport, un'apertura originale, questa del Giornale Sicilia, diga fuori uso, acqua da gettare. Che cosa succede?
Scaduti i termini senza interventi, il Ministero delle Infrastrutture ha disposto il blocco totale dell'impianto Trinità a Castelvetrano. Sicurezza insufficiente, dovrà essere svuotato. Un po' una beffa, insomma, perché abbiamo raccontato in questi mesi la questione della siccità. Nella Sicilia a secco, il paradosso di un invaso pieno ma inutilizzabile. A Roma carenze antisismiche, la Regione faremo in modo di non sprecare una goccia. È sempre la corsa al rimedio piuttosto che diciamo ad anticipare, a prevenire, insomma, queste questioni. Questa è una notizia anche qui che è uscita ieri dal servizio meteo regionale. Il 17, cioè venerdì 17, venerdì scorso, è stato il giorno più piovoso dell'isola nel 2020. Si registrano danni un po' ovunque, abbiamo visto la voragine poco fa a Catania, è una di questi danni. E poi ancora in basso le notizie che riguardano un po' la regione. Un tir si ribalta, è morto un camionista marsalese. Il giardino inglese, stiamo parlando qui di Palermo, slitta l'apertura per i lavori che verranno prolungati ancora. 700 nuovi loculi invece in appalto, affidati per la costruzione di 700 nuovi rotoli al cimitero dei rotoli, del quale abbiamo parlato ampiamente. Andiamo a vedere invece la prima pagina della Sicilia di Catania, eccola qua. La voragine conquista la notizia in taglio alto, quindi tra le notizie più importanti ovviamente della prima pagina del giornale: allarme lungomare, voragine in piazza del tricolore. Poi a Lentini una storia di degrado, preso a calci e pugni da 2 rapinatori, un anziano adesso è in codice rosso, quindi la violenza, la sicurezza. Del Catania abbiamo già parlato. Ieri in Sicilia, anzi in realtà l'altro ieri e poi ieri per tutta la giornata, l'altro ieri in serata e poi ieri per tutta la giornata, c'è stato il ministro degli esteri Antonio Tajani, di ritorno dalla Tunisia, da dove ha omaggiato a Mamet Bettino Craxi. Forza Italia, le inquietudini siciliane a pranzo con Tajani, e qui tutti i retroscena raccontati dal giornale. E poi la questione sulla giustizia, la questione dello scontro sulla giustizia, avanti con lo sciopero delle toghe, ma l'Associazione Nazionale Magistrati non molla, riforma sbagliata. Entriamo dentro il giornale per vedere anche così, per curiosità, insomma, queste foto diciamo che raccontano anche un po' Tajani. Eccolo qua in Sicilia, vediamo qua Tajani che ha reso omaggio a Don Luigi Sturzo a Caltagirone. Eccolo qua i titoli: Forza Italia, mal di pancia e sussurri, al pranzo con Tajani senza Schifani, monta la rabbia sulla nomina blitz di Faraoni, che è il nuovo assessore alla sanità. Quindi anche qui diciamo i rumors dicono che non è stato ben così digerito dagli stessi maggiorenti di Forza Italia. E qui la foto della tavolata, che fa sempre, come dire, per i giornali molto chiamo, no? Chi c'era, chi non c'era, insomma, in questa tavolata, la tavolata forzista con Tajani a Caltagirone. Attenzione, perché di Tajani, insomma, si occupano anche dei Tajani, e di Tajani in Sicilia si occupano anche i quotidiani nazionali, perché la visita a Caltagirone non è una visita così tanto per, diciamo, tanto non è come dire, una tappa improvvisa, ma è una tappa studiata, perché Caltagirone è la patria di Don Luigi Sturzo. Don Luigi Sturzo è l'appello ai liberi e forti, quindi ai democristiani, questo centro, diciamo, che tutti inseguono ma che nessuno riesce mai a prendere. E questo è la Repubblica, nelle pagine di politica nazionale: dai riformisti ai cristiano-liberali, la corsa al centro agita destra e sinistra. E qui appunto la foto di Tajani, vedete, a Caltagirone Tajani inaugura l'ologramma dedicato a Don Luigi Sturzo. Recentemente anche Del Rio, Romano Prodi, insomma, si sono avvicinati alle idee e ai messaggi di Don Luigi Sturzo, quindi al mondo, diciamo, che guarda con simpatia ancora oggi ai democristiani. Stessa storia la racconta il Corriere della Sera, vedete, Tajani celebra Sturzo, Forza Italia partito dei cattolici, in Italia una maggioranza Ursula è in realtà l'appello ai liberi e forti, a sinistra invece sono iniziative velleitarie. Quindi insomma si combattono in punta di fioretto questi centristi a destra e a sinistra. Continuiamo nel racconto del quotidiano. Abbiamo visto poco fa la prima pagina della Sicilia di Catania con questa foto, diciamo, impressionante, della voragine impressionante, ma ci sono altre notizie ovviamente in taglio alto. Una notizia di un uomo che rubava i pasti in ospedale.
diceva un sedicente gattaro, diceva li prendevo per i gatti. Questa notizia ha fatto discutere. Velocemente, prima di chiudere la rassegna stampa, vi faccio vedere anche la prima pagina della Gazzetta del Sud e poi ritorneremo con gli altri giornali. Eoli, porti a Prodi semidistrutti, anche qui il tema del maltempo in prima pagina. Vediamo il traffico, ci colleghiamo con Siracusa, con il vicequestore Giovanni Martino. Buongiorno dottore, ci racconti pure com'è la situazione stamane, siamo in diretta. Buongiorno direttore. Insomma, la mattinata non ci consegna una situazione particolarmente felice. Registriamo in tangenziale di Catania, all'altezza dello svincolo di Gravina, un mezzo pesante che è andato in fiamme. Questo ha comportato in direzione Siracusa una coda che si è sviluppata per circa 10 km. Quindi dobbiamo procedere con la massima prudenza. Per quanto riguarda la viabilità autostradale, io partirei immediatamente dalla A20 sulla Messina-Palermo, non registriamo alcuna criticità. Sulla A19 invece, da Palermo-Catania, all'altezza dello svincolo di Enna, questo rimane chiuso per chi volesse da Catania andare verso Palermo. Quindi se si vuole raggiungere il centro di Enna è consigliabile uscire allo svincolo di Dittaino o ancora a quello di Murinello. Attenzione però, uscendo a Murinello, perché la 192, che è la strada che si percorre uscendo dall'autostrada, è interessata da una copiosa quantità di fanghi e di acqua portata dal maltempo dei giorni precedenti, quindi procedere anche lì con la massima cautela. Adesso vediamo l'autostrada 18, la Messina-Catania. Come dicevo, ci sono queste code che partono dallo svincolo di Gravina, superano i caselli e si arriva già allo svincolo di Ceriale con le code presenti. È in via di risoluzione il danneggiamento e l'incendio al mezzo, ma questo comporta una certa tempistica, per cui chiediamo all'utenza di avere pazienza perché stiamo lavorando per risolvere celermente il problema. Sulla Siracusa-Catania, sulla Catania-Siracusa invece abbiamo da oggi, da stasera, dalle ore 22 alle ore 06 domattina, per tutta la settimana, la chiusura dello svincolo di Lentini. Quindi lo svincolo rimarrà chiuso fino a lunedì prossimo, eccezione fatta per il weekend, sabato e domenica, in cui la rampa di uscita e di ingresso sarà garantita in apertura. Vediamo adesso la viabilità sulle strade statali. La 121, la Paterno-Catania, è interessata da code dovute all'ora di punta all'altezza di Piano Tavola in direzione Catania, e la 192, la strada statale che costeggia l'autostrada da Enna a Catania, a causa sempre del maltempo di cui ho fatto riferimento prima, è interessata da una chiusura all'altezza del Dittaino per circa 7-8 km a causa appunto dei fanghi, che comporta la impossibilità di praticarla. Quindi è consigliabile percorrere l'autostrada, anche perché più avanti lungo la 192 all'altezza di Catena Nuova c'è in atto il rifacimento del ponte di Dittaino, quindi c'è un'ulteriore interruzione anche lì. Insomma, è meglio prendere l'autostrada da Enna in direzione Catania e al ritorno la stessa situazione, e uscire comunque a Murinello facendo attenzione. Io direi che per il momento è tutto, mi raccomando la massima prudenza alla guida e ci aggiorniamo per il prossimo collegamento. Certamente, con molto piacere, grazie per le preziose informazioni del dottor Martino, buon lavoro. Diamo un'occhiata rapidamente per favore al Tondo Geni, eccolo qua, vedete un po'. Naturalmente ci sono le code che si formano, come abbiamo detto 1000 volte, soprattutto ai semafori pedonali, e quello è obbligatorio, ma per il resto insomma traffico intenso, è tornato intenso, ma non ci sono intoppi particolari. Andiamo a vedere via Giuffrida, eccolo qua, vedete, anche qui si vede che Catania si è risvegliata dopo le vacanze e il weekend del scorso, però il traffico scorre, anche se è molto, come dire, forte, intenso, ma scorre in maniera regolare. Allora facciamo una pausa adesso, amiche e amici all'ascolto, poi torneremo subito dopo con Luca Ciliberti con la rassegna stampa nazionale. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, c'è un aggiornamento da Catania. Una donna di 32 anni è stata arrestata poco fa dalla polizia per tentato omicidio aggravato. La donna avrebbe sparato un colpo di pistola
contro i familiari del suo ex compagno, però ha sbagliato mira evidentemente e ha sfregiato al volto in maniera permanente, dicono i medici, un ragazzo del tutto estraneo alla faccenda che stava passando di lì per caso ed era a bordo del suo motorino, pensate, a San Cristoforo. È una storia davvero inquietante. Luca, ti ripasso la linea per la rassegna stampa nazionale. Sì, grazie Michele, non c'è che dire, inizia bene la settimana, insomma, tante notizie già dall'inizio, insomma, stiamo prendendo. Allora, oggi diciamo il racconto dei quotidiani nazionali ovviamente cammina su due notizie principali: la liberazione, la tregua diciamo sulla striscia di Gaza tra Hamas e Israele, anche qui con tanti dubbi, e poi ovviamente oggi pomeriggio, ora italiana, l'insediamento di Donald Trump, quindi con tutte le ricostruzioni, il retroscena di questo appuntamento diciamo che sarà seguito da tutto il mondo. Questo è il Corriere della Sera, l'apertura ovviamente dedicata agli ostaggi, la tregua dopo 471 giorni, è una notizia a suo modo storica ovviamente, rilasciati i primi detenuti palestinesi, 69 donne e 21 minori, ok agli aiuti per gli soldati, l'abbraccio di Israele ai suoi ostaggi, queste 3 donne liberate, Emily, Doron e Romy, che sono state le prime a essere state catturate il 7 ottobre scorso. Liberate 3 ragazze appunto a Gaza, il controesodo verso nord, lo show di Hamas tra le rovine, e vedete qui le foto che raccontano tutto, ovviamente all'interno tutti gli approfondimenti degli inviati e dei giornalisti del Corriere della Sera. E poi, come vedete, taglio alto, oggi la cerimonia con l'insediamento di Donald Trump. Che cosa dice Donald Trump? Frase d'effetto: fermerò l'invasione dei nostri confini. Non ridere, Michele, ti viene a sorridere, ti vedo. Parla degli immigrati. Degli immigrati, ovviamente lui parla è un tema ovviamente di grande effetto negli Stati Uniti, come sappiamo, sul quale Trump ha costruito molte delle sue campagne elettorali, anche quella precedente. Andiamo a vedere la Repubblica, vediamo le prime pagine, vedete, perché le prime pagine oggi sono davvero importanti. Un giorno di pace, l'accordo tra Israele e Hamas. Tel Aviv scatta la tregua nella striscia, 3 donne riabbracciano le loro famiglie, con le quali 3 donne, vedete anche come ritornano a casa, guardate la mano di questa ragazza, insomma, che ha fatto sobbalzare, insomma, gridare allo scandalo tutto il mondo. A Gaza migliaia di profughi che ritornano nelle loro case, e oggi a Washington, nel giorno del giuramento, Trump promette: fermerò anche la guerra in Ucraina. Mi viene da sorridere anche a me, insomma, leggendo le frasi di Donald Trump, Michele, però insomma questo è. Allora, andiamo a vedere i numeri, c'è tutto un racconto ovviamente su questa tregua, però insomma ci sono delle notizie che sono quelle diciamo inconfutabili. Che cosa succede? In tanti 471 giorni di conflitto, no? Che sono tantissimi, tutto il mondo si è ribellato, adesso diciamo, le forze di Hamas, dei terroristi che vengono guidati dal fratello di Sinwar, Mohammed, vengono dimezzati, no? Sarebbero 20-30 mila uomini, dimezzata la forza, ma il reclutamento continua, quindi l'idea di qualcuno è che questa sia solo una tregua a tempo. Vengono reclutati come? In cambio degli incentivi alle famiglie ci sono munizioni, spesso bombe inesplose. Quanto ci vorrà, eccolo qua, questo è sempre il Corriere, per ricostruire a Gaza dopo le bombe? Costerà intanto 40 miliardi e per l'ONU ci vorranno 14 anni. L'Egitto propone una conferenza internazionale per i lavori. Questi sono i temi, insomma, che interessano non solo i paesi ma diciamo che in conflitto, ma anche tutto il resto del mondo. Vedete, serviranno 1,5 miliardi solo per portare via i detriti sotto i crolli. Ci sono 7.500 tonnellate di ordigni inesplosi. Questo è quello che lascia ovviamente la guerra. Altre pagine, vediamo La Stampa, anche qui il ritorno a casa, sempre con le foto, insomma, dei terroristi. Arriva Trump, invece La Stampa, e cambia il mondo. Oggi l'insediamento con Musk, Bezos, Zuckerberg, tutti i miliardari, diremmo noi, e i capi di Stato patrioti, in questo caso, che su tutti sono Milei, il leader argentino, e la nostra Giorgia Meloni, unica invitata diciamo, che parteciperà dei leader europei. Questo aspetto è stato sottolineato dai giornali, vedete, Meloni al
Campidoglio, vedrà il Presidente, sarà un ponte tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea. Si è risentita Ursula von der Leyen, quindi si è risentita la leader della Commissione europea, perché appunto diciamo, non è stato invitato nessuno di questi capi di Stato dell'Unione Europea, né i rappresentanti dell'Unione Europea stessa. Curioso, pubblica il Corriere, eccolo qua, chi sono tutti gli uomini di Trump, no? Fedelissimi e miliardari, tutti personaggi diciamo un po' controversi, no? Ecco, non riusciamo, li metto così per farli vedere meglio, tutti fedelissimi e miliardari, personaggi un po' controversi, insomma tra tutti Elon Musk come abbiamo visto, ma se riusciamo a leggere il sommario, ecco qua, si va dall'uomo più ricco del mondo, abbiamo detto Elon Musk, che ha finanziato e sostenuto Trump lungo la campagna elettorale, alla sfinge Russell Vought, l'uomo del bilancio, fino al sobrio generale Kellogg a cui è affidato il dossier ucraino. È difficile trovare tipi più diversi, ma sono tutti rappresentanti del nuovo trumpismo in cui dovranno convivere ideologie e posizioni diverse tra di loro. Vediamo qualche quotidiano politico velocemente, nella parte finale di questa rassegna stampa, partiamo dai quotidiani di centrodestra, eccolo qua, la tregua quindi conquista ovviamente anche le prime pagine dei giornali politici, ma leggiamo le notizie che più riguardano la politica. Oggi è il Trump Day e lui salva TikTok, anche questa è una notizia di oggi, occhi sul mondo del Campidoglio, Meloni presente col sigillo dell'Unione Europea. Ieri ha parlato anche Cecilia Sala, la giornalista, ha parlato da Fabio Fazio, prima uscita pubblica diciamo dopo la liberazione, e ha raccontato i suoi 21 giorni in mano all'Iran. Il Fatto Quotidiano invece si concentra, lo abbiamo parlato poco fa in occasione di Tajani, della notizia di Tajani in Sicilia, il Fatto Quotidiano si concentra sulle parole di Mattarella che parla bene di Bettino Craxi, no? Allora il Fatto Quotidiano, che è un giornale diciamo, in qualche modo a suo modo che bacchetta insomma, sui temi della giustizia, dice: guardate, Mattarella loda San Bettino e allora niente tangenti e le leggi pro Berlusconi come se fossero state cancellate. Il Capo dello Stato celebra le riforme del pregiudicato. Qui le foto insomma, che raccontano questa vicenda. Ancora andiamo a vedere il Tempo, Washington Trump, così Donald rifonda l'America, il Tempo anche questo quotidiano ormai di centrodestra, così Donald rifonda l'America, oggi il giuramento da presidente, primo atto contro i clandestini, la promessa vi girerà la testa, e credo che insomma questo sia davvero una presentazione che racconta molto. Vediamo ancora, ti faccio vedere la riforma della giustizia. Questo è il Dubbio. Il Dubbio è un quotidiano che si occupa di temi della giustizia, quindi il quotidiano più letto da magistrati, giudici, avvocati, insomma, ovviamente la toga e la politica sono la sfida finale, la separazione delle carriere, conquista ovviamente tutto il giornale del lunedì di oggi, la copertina mi piaceva molto, l'abbiamo evidenziata in questa rassegna stampa, e vi faccio vedere ancora Domani, eccolo qua, che al di là delle foto diciamo, che abbiamo raccontato, Hamas libera i primi 3 ostaggi, Israele festeggia la tregua funziona, inizia il Trump bis, ed è, come titola e come pensano in molti nel centro-sinistra del mondo, l'era della vendetta, cioè la vendetta contro intanto i democratici che lo avevano buttato fuori dopo il primo mandato, e la vendetta contro tutto il mondo diciamo, della sinistra, che insomma non vede il liberismo trampiano di buon grado. Oggi il Taikon giura a Capitol Hill per il suo secondo mandato da presidente, attese proteste. Nella sua agenda non è prevista riconciliazione con gli oppositori, anzi ha promesso castigo a tutti. Ci fermiamo qui con la rassegna di oggi. A te la linea, Michele. Benissimo, diamo un'occhiata al tempo adesso, poi il primo argomento che affronteremo è il record dei trapianti che abbiamo conquistato nell'anno appena trascorso, anche in Sicilia. State con noi, buongiorno Sicilia. Ben ritrovati i nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto ancora instabile per l'avvio della nuova settimana sul nostro territorio, con dei fenomeni più probabili sui settori occidentali. In dettaglio in Sicilia il contesto sarà variabile per la giornata di lunedì, con qualche isolato piovasco non escluso, specie sui settori più occidentali, mentre altrove nubi alternate a schiarite, ventilazione che a tratti sarà moderata con mari fino a poco mossi, localmente mossi.
clima piacevole con massime fino ai 19-21 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di martedì, non mancheranno degli spazi soleggiati, avremo solo la possibilità di qualche piovasco localmente sul Messinese, ma poi in serata tornerà qualche rovescio. Come sempre per quanto riguarda le temperature massime, il clima sarà piacevole con valori per lo più stabili localmente in lieve flessione. Per dettagli c'è il sito e l'app di Trebi Meteo. Buongiorno Sicilia, abbiamo un ospite d'eccezione direi, il professor Francesco Verù, che è il direttore della chirurgia vascolare del centro trapianti del Policlinico di Catania, che mi lasci dire subito, professore, ha realizzato il primo trapianto di rene del 2025 con naturalmente la sua equipe multidisciplinare al centro trapianti del Policlinico Rodorico di Catania. Complimenti professore, è stato un intervento complesso, difficile? Grazie intanto, buongiorno a lei. Diciamo, il nostro centro ha più di una ventennale esperienza nel campo dei trapianti. Io dirigo questo centro dal 2004 e da allora abbiamo eseguito quasi 1000 trapianti, 800 da donatore cadavere, poi una grossa esperienza nel trapianto da vivente e poi non ultimo, come lei sa, il trapianto di utero che, come dire, coronato nella prima nascita. Qui io la interrompo, professore, se mi permette, perché questa, se non sbaglio, che io da incompetente, è una novità assoluta, cioè il fatto che siano stati realizzati i primi 3 trapianti di utero del paese, permettendo ad altrettante donne naturalmente di diventare mamme. Questo è un merito straordinario, professore, no? E il nostro centro, grazie anche alla stretta collaborazione dell'unità operativa complessa di ginecologia diretta dal professore Scollo, è stata come dire, accreditata dal Centro Nazionale Trapianti e dall'Istituto Superiore di Sanità per un protocollo sperimentale di trapianto di utero da donatore cadavere. È stata una lunga, come dire, sequela di autorizzazione, poi alla fine siamo riusciti in un periodo critico, quello del Covid, a realizzare questo primo trapianto che era già di per sé un grande successo, però capisce bene che è un trapianto finalizzato, come dire, a uno scopo molto più grande e molto più importante, quella della nascita. E siamo riusciti proprio a traguardare col primo trapianto questa nascita. Questa bimba oggi ha quasi 3 anni, è una bimba assolutamente normale, molto, molto carina, molto vivace, rappresenta una delle prime esperienze europee, l'unica in Italia è una delle prime esperienze europee. Complimenti anche per questo, professor Verù. Dunque, dicevamo che mai come quest'anno, appena trascorso, ci sono stati tanti trapianti di organi, tanti trapianti e donazioni di organi in Italia, è vero? In Italia e in Sicilia anche. Ma guardi, il mondo dei trapianti risente moltissimo intanto dell'organizzazione del sistema sanitario, perché accanto all'aspetto chirurgico del trapianto, quindi le unità operative che si occupano di eseguire i trapianti, che poi è un'attività multidisciplinare perché interessa diverse discipline, la nostra attività è strettamente legata all'organizzazione sanitaria e quindi al prelievo degli organi. Più le rianimazioni sono tranquille e organizzate, più c'è la possibilità di dare una speranza a tanti pazienti terminali. Abbiamo attraversato un periodo un po' buio, che è quello del Covid, che per ovvi motivi inevitabilmente le nostre rianimazioni erano pieni di pazienti che erano in fin di vita per problemi respiratori, e quindi subito dopo il Covid si è ripartita con una riorganizzazione nazionale ma anche regionale, che grazie proprio ai posti di terapia intensiva che erano stati implementati durante il periodo Covid oggi ha un potenziale di risposta molto ampio,
e grazie all'organizzazione del Centro Regionale Trapianti del dottore Battaglia, nostro conterraneo, si è avuto un reale exploit delle donazioni e quindi della possibilità di trapianto. Io darei solo 2 cifre personalmente che leggo qui dei trapianti nazionali. Allora, i trapianti complessivamente in Italia sono stati 4.692, cioè con un incremento di oltre il 5%. Questo è un dato estremamente interessante e importante. E poi i donatori di organo quest'anno, appena concluso, sono stati 2.110, anche qui con un incremento notevole del 2,7%. Professore, parliamo del centro del Policlinico e dei trapianti che avete eseguito, da quelli di rene con donatore vivente, rene, pancreas. Ci illustri un po'. Ma guardi, la storia del centro trapianti di Catania è molto antica, iniziò con allora rettore professore Rodolico e il professore Leone, e poi nel 98 io arrivai al centro trapianti e iniziai subito, come dire, una nuova era dei trapianti, perché allora si era in un'attività di trapianto quasi sperimentale, quindi noi abbiamo standardizzato invece questa attività, abbiamo organizzato un gruppo e, come le dicevo, da allora abbiamo eseguito quasi 1000 trapianti. Siamo l'unico centro della Sicilia orientale a effettuare trapianti di organi solidi e la nostra esperienza è molto vasta ed è sempre stata presente, ma come le dicevo ci sono state delle fluttuazioni che non derivano dalle nostre capacità di trapianto, ma, come dire, dalla possibilità di avere organi disponibili per i nostri pazienti. Certo, e mi permetta di ricordare qualche dato. Dal 2000 a oggi avete effettuato oltre 800 trapianti di rene da donatore deceduto, 122 da vivente, 13 trapianti combinati rene e pancreas. Davvero complimenti, e questo è una speranza per tutte le persone che soffrono, che hanno difficoltà enormi. Il trapianto di rene pancreas è un trapianto molto interessante perché cura pazienti particolarmente delicati che hanno nello stesso tempo un'insufficienza renale e hanno anche una impossibilità del controllo della glicemia, e con questo trapianto molto delicato e dall'aspetto tecnico complesso si riescono immediatamente a risolvere i tuoi problemi, ed è veramente entusiasmante appena collegato il pancreas si ha immediatamente una normalizzazione dell'aspetto glicemico del paziente. A livello nazionale vedo che la metà circa dei trapianti sono stati di rene, seguono quelli di cuore, in aumento anche i trapianti di fegato. Questo mi sembra un dato estremamente interessante, mentre sono in lieve calo quelli di polmone, forse per il motivo che diceva lei, dovuto anche un po' al trauma del Covid, e poi anche quelli di pancreas. Ma guardi, in realtà poi nel corso degli anni si sono, come dire, scoperte, sono state messe in campo delle terapie alternative, soprattutto nella cura all'epatite C, e quindi in questo campo si è avuta una cura alternativa al trapianto di fegato, ma anche per le patologie polmonari e anche per il pancreas. Oggi ci sono tutta una serie di, come dire, di procedure, di terapie meno invasive del trapianto, e quindi fortunatamente si ha una minor necessità proprio di trapiantare questi pazienti. Resta invece ancora molto grande la richiesta nel campo dell'insufficienza renale cronica, anche perché c'è un aumento progressivo della vita, e questo è un bene, della vita dei pazienti, si sposta sempre l'asticella verso l'alto, e quindi, essendo una malattia degenerativa cronica, il numero di pazienti che possono, come dire, usufruire del trapianto è sempre più grande. Le dico un dato molto veloce: quando io ho iniziato a fare i trapianti l'asticella era fissata a 60 anni, cioè al di sopra di 60 anni non si poteva trapiantare un paziente. Oggi trapiantiamo tranquillamente pazienti settantenni ed oltre, quindi il trapianto diventa sempre più sicuro, una metodica nelle sue molteplici aspetti molto ben standardizzata, e quindi può essere offerta anche a pazienti un po' più in là con l'età. Professore, è vero però che nella carta d'identità c'è una notevole quantità di italiani che dice di no alla donazione. Come mi spiega questo? Forse è un po' in contraddizione, almeno apparente, con il record di trapianti, anche trapianti da viventi abbiamo detto, quindi non è che...
Guardi, l'Italia è un paese che sta crescendo sulle donazioni, ma sta crescendo unitamente anche all'organizzazione del sistema sanitario. Vede, la donazione avviene in un momento particolare che è quello di un evento traumatico, di un evento per una famiglia, che è quello della perdita di un proprio caro, e quindi è in quel momento che il sistema sanitario deve dare la sensazione prima di fare tutto il possibile per salvare la vita al caro che in quel momento che ha avuto un trauma o che ha avuto un'emorragia cerebrale. Queste sono le due cause principali, e poi solo quando le condizioni sono ormai nel cosiddetta definizione di morte cerebrale, solo a quel punto il sistema sanitario deve essere in grado di fare comprendere che è un peccato perdere la possibilità con quegli organi che sono ancora viventi, dare la vita ad altri pazienti. Cioè, questa è la nostra forza e questa è la nostra capacità di essere molto complianti e di dare proprio la sensazione e la percezione di un sistema sanitario che lavora prima per curare il paziente, ma quando questo non riesce a portare, alla guarigione del paziente, la cura può continuare, in questo caso con un gesto di generosità verso altri pazienti che aspettano. Quindi diventa forse secondario anche il fatto se uno non è così vasta e così diffusa la disponibilità alla donazione degli organi? Dico, quello è un primo gesto, sicuramente è significativo, però anche, anche dando la propria disponibilità sulla donazione, è anche vero che poi in quel momento c'è sempre l'ultimo parere della famiglia, del contesto familiare, che decide se sì alla donazione oppure no. Professore, senza voler fare sensazionalismo, l'ultima cosa che le chiedo: quali sono i prossimi traguardi, i prossimi passi, in particolare al Policlinico di Catania e più in generale tra i trapianti? Ma guardi, io dirigo il Dipartimento Cardiotorovacolare dei Trapianti che è stato istituito nel 2018, è un dipartimento molto importante, che ha una tecnologia importante, e quindi la nostra aspirazione è quella, di continuare a dare delle risposte nel mondo dei trapianti, implementare l'attività di trapianto di utero e rappresentare per i nostri pazienti della Sicilia orientale un sicuro e chiaro riferimento. E questo mi pare che sta già avvenendo, avverrà ancora. Grazie e complimenti ancora al professor Berù, direttore della chirurgia vascolare e del centro trapianti del Policlinico di Catania. Adesso facciamo una pausa, poi parleremo di tutt'altro, parleremo di Topolino che parla catanese e ha avuto un grandissimo successo. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, eccoci di nuovo insieme. Topolino parla catanese e ha un successo straordinario. Le copie del settimanale della Panini col nostro dialetto, con la nostra lingua catanese, sono andate fortissime, le hanno esaurite in mezza giornata, e addirittura adesso già si parla di una ristampa, c'è gente che prenota, e noi abbiamo uno dei responsabili di questo grande successo, Salvatore Menza. Buongiorno e benvenuto, ricercatore di scienze umanistiche all'Università di Catania. Come si spiega questo straordinario successo di Topolino che parla catanese? Buongiorno, ma io immaginavo questo successo perché comunque i catanesi amano il loro dialetto, si riconoscono molto nel loro dialetto, lo usano, e l'idea di un topolino in catanese avrà colpito tutti. Io ricordo quella mattina, io stesso non sono riuscito a trovarlo, quindi... Proviamo a vedere qualche immagine, ecco, sì. Vedete? Ecco, ci sono ancora... noi abbiamo già trasmesso nei giorni scorsi un servizio al telegiornale, ma qui si vede esattamente... con una storia in catanese, vedete in copertina, e poi Zio Paperone è il PDP 6000. Che vuol dire PDP 6000? Il PDP 6000 è un nuovo antifurto che Archimede crea per il deposito di Zio Paperone,
Normalmente, tradizionalmente, è Paperone stesso a occuparsi della difesa con i suoi cartelli Come no? e lanciando oggetti dalle finestre, preparando delle trappole. Invece questo PDP, che significa Paperon dei Paperoni 6000, è un marchingegno, un grande antifurto che dovrebbe permettere a Paperone di stare tranquillo, di occuparsi dei suoi affari, perché dovrebbe funzionare da solo. Quella in catanese non è l'unica versione di Topolino in vernacolo, perché ce n'è stata disponibile una in Toscana, con naturalmente lingua o dialetto toscano, Lombardia e Campania. Perché c'è, come dire, la Panini e voi avete pensato a questa, che poi ha avuto un grandissimo successo, questa idea come è venuta? Perché? Allora, l'idea è della Panini. Della Panini. L'idea è della Panini ed è anche la Panini ad avere scelto diciamo, le città. Glielo dico perché molti mi hanno chiamato da Palermo dicendo ma perché non Palermo che è la... Ecco. Hanno detto perché no Palermo e Catania sì. E perché non Palermo? No, Esatto. La scelta è della Panini. La Panini, quindi è stata la Panini. Alzano le mani loro. Ecco, quindi io perlomeno posso, diciamo, non ho responsabilità, mi è stato chiesto di tradurlo in catanese e ho accettato immediatamente, mi è sembrata un'idea straordinaria. Quindi è stato lei a scriverlo poi? Io ho scritto la traduzione in catanese, mi è stata data la versione in italiano che è pure in edicola, forse quella non è andata esaurita, e ho dovuto fare la traduzione così come gli altri colleghi delle altre università italiane che sono stati pure coinvolti. E non è stato facile perché la lingua di Topolino è una lingua anche molto, a volte aulica, è un italiano, diciamo, molto ricco. Il dialetto è una lingua che usiamo per la vita quotidiana e che non ha niente a che vedere con certe situazioni, e questa, la situazione di questo, raccontata in questa storia di Paperone, era particolarmente difficile perché c'è un sacco di tecnologia, ma noi non abbiamo le parole per parlare della tecnologia, quindi bisogna un po' rubacchiare dall'italiano, oppure, come ho fatto io in diverse occasioni, riformulare totalmente, perché io volevo che questi personaggi parlassero come mia mamma, mio papà, come le persone che incontro al supermercato, per strada, volevo rifarmi a quel tipo di esperienza che e questo infatti è anche la ragione del successo. Leggiamo una frase: non potremo arrubare in tuo deposito, basta, marrenno. Marrenno. Ecco, e poi dice, fosse che non ci facciamo mai a rubare i soldi, ma almeno a riniscere a non farlo rompere tranquillo. Tranquillo, cioè non l'abbiamo rubato, però almeno non dorme tranquillo. Questa è la banda Bassotti, che sono loro o simil Bassotti? No, sono proprio loro, e non si poteva neanche cambiare i nomi o i gradi di parentela, quindi quello è il nonno dei Bassotti che doveva rimanere nonno. Per noi Nanno, e poi ci sono i Bassotti, sono i suoi nipoti, viene anche un nipote da un'altra, diciamo, un nipote molto bravo che io ho chiamato scienziato, un scienziato dei Bassotti, nel senso che in realtà era l'intellettuale. Io là mi sono permesso di dire scienziato perché da noi quando uno è intellettuale è scienziato. Lui è chi è scienziato, cioè poeta. È vero. E quindi immagino, non so, la stessa cosa che sia avvenuta in Toscana, in Lombardia, in Campania. Questo è molto divertente. Sì, in altre... I suoi colleghi che hanno fatto lo stesso lavoro, quelli dell'università. Sì, mi dicevano l'altro giorno, io sono stato il primo a, diciamo, consegnare, a mandare la copia a tutti, e poi mi hanno detto abbiamo visto che tu hai abbassato il livello facendo comunque giustizia dell'italiano formale, perché Topolino, dicevo, è scritto in italiano formale, loro volevano creare delle differenze di registro e io invece ho buttato tutto giù sul basso, doveva essere tutto parlato, vivo, come le dicevo prima, il più possibile. Ci si prova, poi non so se ci si riesce, però ci si prova. Di sì, visto il successo. Nella versione, mi dicevano, lombarda, hanno mantenuto un'idea originaria che invece da noi non è stata mantenuta. Quella è veramente incomprensibile. È incomprensibile. Allora, se leggete la versione poi napoletana, è bellissima, che è quella toscana. Lei prima diceva lingua, dialetto, no, è un dialetto toscano, è proprio il fiorentino. Il fiorentino. È il fiorentino
salentino parlato. Le città, non è... È per città, non per regione. Se no non sarebbe un dialetto vivo. Nessuno di noi rinuncerebbe al catanese. Rinuncerebbe mai al catanese per parlare il palermitano o viceversa, e viceversa, ed è giusto, ognuno deve mantenere, come dire, l'identità è quella, la lingua che abbiamo imparato da bambini. Ma voi avete chiesto alla casa editrice come mai, perché vi è venuto in mente questo? Perché sapevano che avrebbero venduto un sacco oppure perché è un'operazione culturale? È un'operazione culturale, ci hanno subito spiegato che volevano celebrare la giornata dei dialetti, che è il 17 gennaio, ecco. Il 15 era la data più vicina ed è una cosa molto bella celebrare i dialetti, perché io ricordo quando ero bambino il dialetto non andava celebrato, andava nascosto, veniva stigmatizzato, ci dicevano non parlare in dialetto perché si pensava che il dialetto potesse ostacolare la buona riuscita a scuola, l'apprendimento nel resto del paese, l'integrazione con il resto del paese, ma forse questo i genitori non lo pensavano che ci potesse danneggiare a scuola. Che potesse, e invece ormai questo non è più così. Poi noi a possibile. scuola parlavamo tutti in dialetto, io me lo ricordo benissimo. In realtà questa era una paura infondata allora, oggi nessuno ha più questa paura e c'è stata soprattutto negli anni 90 la riscoperta dei dialetti, anzi parlare dialetto fa bene, parlare più lingue, più idiomi, senza distinguere tra dialetti e lingue fa bene alla mente. Perché, professore, è importante invece oggi? Cioè l'abbiamo riscoperto e lei addirittura ha detto fa bene, questo è molto interessante. Allora sì, intanto perché come dire, fa parte della nostra identità e del nostro repertorio linguistico. Nessuno di noi è veramente, ognuno di noi è plurilingue, parliamo molte lingue, tutti. Sono diversi registri in base alle persone con cui parliamo e alle situazioni in cui ci troviamo, e poi noi abbiamo, come in tutto il mondo, c'è la lingua locale, oltre alla lingua nazionale che è quella degli usi ufficiali, quella che stiamo usando noi due per farci capire in tutta Italia. Ma potremmo parlare in siciliano se fossimo al bar o se ci incontrassimo altrove. Quindi si legittima. È un elemento della propria città. Certo, è un elemento della propria identità, della propria cultura, della propria storia. È la lingua degli affetti, tra l'altro, la lingua quando siamo molto emozionati è molto probabile che piangiamo in dialetto e non in italiano, potrebbe succedere questo, anche che la battuta gioiamo. ci scappa in siciliano. E la battuta è sempre in siciliano, è sempre in catanese. Io anche con gli studenti all'università, se capita, la battuta la faccio in dialetto e questo crea grande vicinanza. E la vicinanza è una cosa anche molto importante per far funzionare i rapporti umani e il rapporto di insegnamento, sia nelle scuole, diciamo la scuola superiore, le scuole medie, che all'università. Non è una cosa di cui vergognarsi, è una cosa invece che va usata perché ha anche il suo potere. E questo spiega, cioè, questo insieme di cose molto interessanti che lei ha detto, spiega anche il grande successo della vendita di Topolino che parla catanese, che sarà ristampato, è vero? Il 3 febbraio, mi dicono, dal 3 febbraio si dovrebbe ritrovare, però io consiglio di prenotarlo di nuovo. Prenotarlo di nuovo? Sì, andare in edicola e prenotarlo, oppure prenotarlo sul sito, perché, come dire, può darsi che l'editore abbia sottovalutato l'amore dei catanesi perché Catania ha battuto tutte le altre città, quelle Firenze, Milano... Questo non lo so. Io so che è andato esaurito anche nelle altre città, sicuramente. Abbiamo una cifra più o meno di Catania, quante copie abbiamo? No, ancora è presto. No, io ricordo soltanto che l'edicola proprio dove sono andato io, perché volevo il piacere di andare lì a prendere il mio fumetto lì. E l'edicolante mi ha detto c'erano 70 copie, non sono durate neanche mezz'ora. Mamma mia. Quindi dalle 7 alle 7 e mezza non c'era più niente dall'edicolante dove sono andato io. Poi non aspetto più perché comunque io aspetto la mia copia e quindi ho diritto alla mia copia, quindi mi arriverà per posta. Fantastico. Perché l'ha prenotato? Ma è vero che c'è anche un giro di collezionisti che si strappano le copie? Ho saputo nei primissimi giorni che c'erano su eBay delle copie anche a 130 euro.
questo prima che Panini annunciasse la ristampa, una volta che hanno... Ora che si sa che c'è la ristampa non vale più la pena. Non vale più niente, un amico mi ha detto ora ci arrestano su Prapanza. E questi che volevano venderlo a 130, niente, ci arrestano su Prapanza. Grandioso. Sì. La Salvatore Menza è del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Catania, grazie per essere stato così simpatico, così cordiale e averci fatto capire la ragione del successo straordinario di Topolino che parla catanese. Adesso facciamo una breve pausa, poi parleremo di un libro importante che si occupa sia di volontariato ambientalista, tema di grandissima attualità, ma anche di protezione civile di cui tutti abbiamo bisogno e che tutti apprezziamo. State con noi, buongiorno Sicilia. Guardi me, Gaetano Russo Truglio, che è il responsabile della comunicazione della protezione civile siciliana. Benvenuto. Grazie. Bella la sua, naturalmente, come si chiama? Divisa, Questa giacca? È la divisa d'ordinanza, sostanzialmente quella operativa. Ecco, lui è autore però in questo caso, ed è per questo che è con noi, di questo libro intitolato Pronti e Resilienti. La copertina è lucida, quindi non si vede bene da casa vostra, dalla protezione civile alla resilienza, però forse intravedete un incendio, che è esattamente uno dei guai di cui si occupa, e dobbiamo essere grati per questo, la protezione civile. Questo è un incendio recente che avete messo in copertina, l'editore Cartago, prima che mi dimentichi. Prego. Cartago Edizioni. Sì, questo è un incendio che si è sprigionato in zona Ragusa, e questa è una foto che mi ha inviato uno dei nostri volontari, Francesco D'Alessandro, che saluto. Sostanzialmente noi in Sicilia abbiamo un grande patrimonio di gente che impiega il loro tempo e la propria attività, le loro competenze per fare del bene, e questi volontari sono dei volontari organizzati, formati, motivati ed equipaggiati dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana. È bellissimo questo, perché, scusi se la interrompo, tutti parliamo del fatto che c'è malumore, baby gang, bullismo e robaccia del genere. Sentire queste cose che riguardano la Sicilia, ma poi riguardano il livello nazionale, ci fa veramente piacere e ci fa anche sperare, come dire, che il futuro non sia così fosco come qualcuno immagina. Dica pure. Questo è il mordente per cui ho scritto questo libro, ovvero valorizzare il volontariato, perché è l'antidoto a tutta la decadenza culturale, sociale, anche economica, mi permetto di dire, che effettivamente andiamo incontro. I volontari di protezione civile sono delle persone che volontariamente dicono: io parte della mia giornata la dedico a fare del bene. E la protezione civile già dagli anni 90 ha valorizzato queste persone, perché lei si ricorderà sicuramente Alfredino, la tragedia di Alfredino, caduto nel Alfredino Rampi caduto nel pozzo. Ecco, ma anche nasce da lì la protezione civile, dalla tragedia. Con Pertini che andò lì e disse: ma come mai non c'è nessuno che è in grado di salvare questo bambino? Ancora mi commuovo, io ero piccolino. Perché fondamentalmente le specialità di protezione civile sono tante, ma non erano organizzate in maniera sistematica e operativa. Oggi la protezione civile, che è un'avanguardia internazionale, la protezione civile italiana, riesce a valorizzare i volontari in maniera praticamente esemplare. Però voi volete andare avanti, infatti questo libro si chiama Pronti e Resilienti, dalla protezione civile alla resilienza civile. Tanto chiariamo, resilienza che vuol dire? Resistenza più o meno? La resilienza è la capacità di un sistema di adattarsi a mutate condizioni. Quindi le mutate condizioni quali sono? In un sistema caotico arrivano praticamente delle perturbazioni impattanti e su grande scala, quindi la necessità di rispondere a questo evento shock è la resilienza. Questa capacità si può organizzare e nel 2023 le Nazioni Unite hanno diramato un report dicendo: signori miei, se noi dobbiamo pensare al futuro, oltre alla sostenibilità dobbiamo pensare alla resilienza, che non è soltanto capacità di gestire le catastrofi naturali e antropiche, ma è anche quella di gestire il dopo,
dopo è organizzarsi, ma non soltanto per i sistemi essenziali, ma anche per quelli che sono i sistemi sanitari, i sistemi educativi, i sistemi economici, perché la resilienza di una città è quella che sia in grado di prevenire le catastrofi, e qui su questo vorrei approfondire poi il tema, Come no? ma anche quello di creare le condizioni per poter gestire il dopo e tornare subito alla normalità. Diceva prima, vuole insistere su un tema. La prevenzione. Guardi che giorno 17 gennaio siamo tutti reduci da questa allerta rossa che noi abbiamo diramato chiaramente con il Dipartimento Nazionale. Siete voi che diramate? Certo, materialmente sono io che ricevo l'avviso meteo sviluppato dal dottor Basile, perché poi tutte queste cose hanno dei nomi e dei cognomi. Il dottor Basile, che è responsabile del centro funzionale, validato e verificato dal direttore generale Salvo Cocina, che sostanzialmente dice ok, pubblichiamo l'avviso. Alle 16 di ogni giorno, H24 viene fatto il monitoraggio, alle 16 di ogni giorno noi sui nostri canali social e sul sito internet pubblichiamo l'avviso meteo idraulico, per rischio idraulico e rischio idrogeologico, in estate per le ondate di calore, per il rischio incendi. E qualsiasi altro avviso di protezione civile viene pubblicato da noi. Giorno 17 gennaio c'è stato questo avviso, allerta rossa, non c'è stata una persona che ha subito dei gravi danni. Vero, lo sapevano tutti. Questo è già un successo di protezione civile, questo è un successo della nostra civiltà, perché significa che la gente è più consapevole, è più in grado di capire quali sono i rischi a cui si espone e fondamentalmente fa autoprotezione. Infatti Catania, io dico, lo so perché l'ho visto con i miei occhi, scuole chiuse, parchi chiusi, chiesa, persino la cattedrale, non c'era nessuno in giro, eccetera. Quindi ha funzionato al 100%. La penultima allerta che noi abbiamo diramato, mi pare il 13 novembre, dove c'è stato quel disastro di Riposto, c'è stato il fiume d'acqua classico di Via Etnea e c'era poi una persona che con il motorino è stato salvato da un'altra signora che è andata a soccorrerlo. Ecco, noi ci scandalizziamo perché quella persona era lì in Via Etnea e quindi poi c'era il fiume d'acqua eccetera, ma quella persona non ci doveva essere. Ma la cosa grande, il successo della nostra comunicazione è che 10 anni fa, 15 anni fa ce n'erano 100, 200, anche 1000. Caspita, il problema, perché nessuno sapeva nulla. Perché non c'erano i sistemi di prevenzione. Ma facciamo un piccolo esempio senza voler aggredire nessuno. Quando in Spagna c'è stata l'alluvione enorme e così via, ed è stato contestato persino il re, lì c'è stato un difetto per esempio di comunicazione. È vero? Io direi di sì, mi permetto di dire di sì. Lì c'è un difetto di comunicazione, un difetto del fatto che non si è educata la cittadinanza a avere contezza dei rischi sul proprio territorio. I rischi esistono, la nostra società è una società complessa dove ci sono tanti rischi, dal rischio idraulico, dicevo prima, dal rischio alluvioni, dal rischio siccità, il rischio incendi. Noi abbiamo anche il rischio vulcanico e il rischio sismico, certo. Però praticamente ci sono dei problemi appunto di comunicazione di questi rischi. La resilienza, come dicevamo prima, che per ora cercare... volete anche resilienti, cioè un altro tipo di volontariato? Questa è una mia proposta, mi permetto sostanzialmente dopo 20 anni di sodalizio lavorativo col direttore Salvo Cocina, che ha fatto non soltanto protezione civile ma si occupa anche di rifiuti, di ambiente, sostenibilità. Io con lui abbiamo organizzato diverse campagne per la riduzione dei rifiuti, ma anche tantissime campagne di pulizia di spiagge, di pulizia di strade. Spesso lo raccontiamo noi al telegiornale, per esempio. Esattamente. Allora qual è l'idea? Una delle idee che propongo in questo libro è di equipaggiare e formare anche il volontariato ambientalista. Perché non c'è una norma che, come il volontariato di protezione civile è così equipaggiato, dotato e ben motivato, riesca a valorizzare il volontariato ambientalista? Cioè, cosa succede? E che deve fare il volontario ambientalista? È che quello che fa oggi, quello che già fa oggi, pulire la spiaggia, valorizzare i cittadini, valorizzare la differenziata, il riuso, il recupero dei beni, cercare sostanzialmente di andare nell'ottica della sostenibilità. Ma è quello che fa Legambiente, che fa Rifiuti Zero, quello che fa il WWF, quello che fa la Lipu, Mare Vivo. Non vorrei dimenticare qualcuno, però sono tutti i volontari eccezionali. Diciamo, meglio organizzati si è, meglio si riesce. Questo perché
loro sostanzialmente si devono, al momento cosa succede? Si autotassano, si auto-organizzano, chiedono al comune la possibilità di avere dei sacchetti, delle pinze, il camion che viene a raccogliere i rifiuti. È un'attività che viene fatta in maniera straordinaria. Mentre se ci fosse un dipartimento, un ente pubblico che riuscisse a dire: signori miei, se voi andate a fare la pulizia nel torrente, fatela con queste precauzioni, se voi dovete andare a fare la pulizia della spiaggia, fatela con queste competenze, andatela a fare anche con queste risorse. Addirittura lei prevede una legge o un progetto di legge, è così? Sì, questo è sostanzialmente l'appello che faccio come riflessione politica pubblica al legislatore, di dotarsi di una norma che riesca appunto a tutelare questi volontari e riesca a dare loro appunto non soltanto riconoscere le loro competenze, ma anche mezzi e strutture, ma anche a partire dalla semplice divisa, da una semplice uniforme. Che uno li possa riconoscere, insomma, per esempio. Li possa riconoscere. Un'altra cosa che è contenuta in questo libro è l'idea di creare una divisa civica di tutti i volontari, perché chi fa volontariato non lo fa soltanto in emergenza, lo fa sempre. E quindi se tu sei un soccorritore, se sei una persona che comunque ha a cuore la tua terra, la tua comunità, perché non devi essere riconosciuto? Giusto. E qui dico un'ultima cosa. Prego. San Cristoforo, parliamo oggi di San Cristoforo, c'è una brutta notizia. Ci sono tantissime associazioni a San Cristoforo, ma come in tutta Catania, ma anche in Sicilia, che si occupano di promozione sociale. A San Cristoforo c'è un'associazione che si chiama Stella Polare, dove c'è un monaco con i suoi volontari che fanno aiuto alle famiglie e organizzano il dopo scuola. Stella Polare. Certo. E lei cosa è in contatto con loro? Sì, certo, io sono in contatto con tantissime realtà associative. Appunto. Loro fanno il volontariato, volontariamente organizzano il dopo scuola per i bambini che nascono in famiglie anche difficili, che hanno difficoltà anche magari a concentrarsi, ad avere un nido familiare che riesca magari a fargli fare i compiti. Loro fanno cose straordinarie, però al di là di questo, loro come altri sono volontari. Ecco, una divisa civica che li riesca a riconoscerli, a farli riconoscere all'interno del quartiere, perché è importante creare quelle reti di sicurezza sociale che oggi non ci sono più. Complimenti a Gaetano Russo Truglio, pronti e resilienti, dalla protezione civile alla resilienza civile. È quello che abbiamo appena sentito, l'edizione è Cartago. Buon lavoro. Grazie. E complimenti davvero per questa bella idea che avete e per quello che fate, naturalmente, a cominciare purtroppo dagli incendi così frequenti nella nostra regione. Bene, noi, momento dell'almanacco, state con noi. Oggi, lunedì 20 gennaio, è il Blue Monday. Letteralmente traducibile con lunedì blu, viene definito come il giorno più triste dell'anno. La tradizione, se così possiamo definirla, risale al 2005. Il tutto nasce da una ricerca di Cliff Arnall, all'epoca psicologo e tutor presso l'Università di Cardiff, a supporto delle compagnie di viaggio. L'idea dietro la sua tesi è che le persone tendono a prenotare la loro prossima vacanza nei momenti di tristezza più profonda. A questo si aggiungono altri fattori come la fine delle festività natalizie e il conseguente rientro al lavoro e quel bisogno innato di voler cambiare le cose. Il tutto viene condensato in una formula matematica e si ricava così il giorno più triste dell'anno. Ma non fatevi influenzare, lo stesso creatore ha preso le distanze da questa giornata e questo evento resta un'occasione per fare marketing. Oggi parliamo di serrature. Ne esistono di varie tipologie, alcune costituite da dei cilindri dove inserire una chiave, altre da tastiere con un codice numerico ed altre ancora da sistemi che riconoscono delle particolari caratteristiche fisiche di chi sta provando ad accedere. E quindi penserete, ma cosa c'entra la fisica? La fisica sta alla base di tutti quei dispositivi che si occupano di identificare e memorizzare impronte digitali, iride dell'occhio,
dell'occhio o immagine del volto, effettuando una scansione ed utilizzando una banca dati per contenere tutte le informazioni necessarie per autorizzare ad accedere e ad aprire la serratura. I dati biometrici di riferimento vengono trasformati in un codice binario, cioè il linguaggio utilizzato dai computer, e confrontati di volta in volta con la nuova scansione effettuata dal dispositivo. È interessantissima questa storia della serratura, perché noi abbiamo l'uomo che possiede la serratura per accedere ai segreti delle stelle. Eccolo qui, è Marco Amato che col brano musicale c'ha pure uno spartito, intanto però tracanna il suo caffè. Ciao e benvenuto. Buongiorno Michele, buongiorno Sicilia. Buongiorno a te. Allora, eccoci qua. oggi in questo Blue Monday, che invece astrologicamente è una gran bella giornata, vi narro del Fire Aid, ovvero della iniziativa di tanti cantanti che si mettono tutti insieme per creare un mega spettacolo di beneficenza a Los Angeles per raccogliere i fondi per contrastare gli incendi che si sono sviluppati nella città degli Angeli. Ebbene, tutta questa iniziativa, a cui parteciperanno anche Katy Perry, Lady Gaga, i Red Hot Chili Peppers, è tutta una gara di solidarietà per riuscire a dare un contributo ai cittadini. Anche già prima di questa iniziativa attori e cantanti si sono già spesi. Per esempio Angelina Jolie con i suoi figli è scesa in piazza proprio a dare da mangiare e a portare provviste alle persone più disagiate. Ecco, tutto questo accade ecumenicamente con lo spirito acquariano. Sarà proprio il 30 gennaio, sotto il segno dell'Acquario, che verrà celebrato questo concerto, e quindi questa gara di solidarietà è tipica dei gradi zodiacali che vedono l'Acquario come l'assistenza sociale dello zodiaco. Ecco, la Guardia Nazionale, la Cavalleria, il 7° Cavalleggeri. L'Acquario è il segno zodiacale per cui quando una piccola comunità è in difficoltà, tutto il resto dell'ecumene interviene in una maniera umana e solidale. Vi ricordo che a 2 giorni dal Grammy, ovvero è sapientemente utilizzata la data del 30 gennaio proprio per fare anche più clamore rispetto alla kermesse importantissima della premiazione dei premi alla TV. Inoltre, sotto l'Acquario, vi ricordo, abbiamo anche una cosa a noi italiani molto cara, ovvero il Festival di Sanremo. Tutto quello che nasce sotto il segno dell'Acquario è a disposizione dell'umanità. Oggi invece vi narro di una luna in bilancia molto elegante e molto sofisticata, che in barba al Blue Monday porta invece un'armonica giornata col suo trigono Luna, Sole in Acquario, e quindi l'Ariete dovrà scontrarsi con il partner, il Toro dovrà ridimensionare una serie di aspettative, ma è ben felice di aver portato in porto alcuni progetti. Gemelli, più vivi che mai, pronti a nuovi incontri, pronti a una nuova vita e con grande entusiasmo. Oggi è la giornata dei segni d'aria. Cancro, la giornata di oggi porta la luna in quadratura, quindi oggi forse dovreste occuparvi più di qualcosa che riguarda la famiglia, piuttosto che pensare a come estendervi nei vostri progetti. Leone, la giornata di oggi porta una luna molto amica e molto comunicativa. Oggi uno scambio intellettuale con un amico o un collega vi porteranno molta fortuna. Vergine, una giornata oggi che parla di economia, fortunata e felice, quindi in bocca al lupo cari Vergine. Bilancia, riniziate di nuovo a vivere, ecco, a essere più forti, a essere anche più sentimentali ed eleganti. Oggi una giornata votata al decisionismo. Scorpione, una giornata oggi dedicata a mettere in ordine un po' tutta la vostra vita, a dare priorità e senso alle cose. Oggi sarete veramente geniali e acuti nelle vostre valutazioni.
Sagittario, giornata oggi molto importante per voi, proprio perché la Luna vi porta un'importante notizia lavorativa positiva, quindi godetevi il successo. Capricorno, giornata oggi di Luna in quadratura, quindi facciamo attenzione a tutto quello che è lo scambio sentimentale, che oggi potrebbe essere meno comprensibile del solito. Acquario, come detto prima, è la giornata dei segni d'aria, quindi forza Acquario, oggi sarete in pole position e protagonisti per tutta una serie di particolarità che avete come i vostri soliti conigli che amate tirare fuori dal cilindro. Pesci, giornata oggi spettacolare per quello che riguarda il tempo, ovvero riuscirete a rubare il tempo, ad avere il tempo per portare a casa un progetto a cui tenete veramente tanto. E detto questo, buona Luna in Bilancia, buona giornata Michele, Grazie. buongiorno Sicilia. Buona giornata a te, buona settimana e curati, mi raccomando, la Rauserina, perché abbiamo bisogno della tua voce. Luca, io devo fare ordine oggi perché sono dello Scorpione, dici che devo mettere a fare. Tu di che segno Gemelli, sei? giornata attiva, oggi giornata fortunata, bene, giornata fortunata. Cosa dice la stampa? Che dice? Due notizie curiose, insomma, a proposito di festeggiamenti. Per fare il vino ci vuole l'alcol? È la domanda che si fanno tutti adesso, no? Perché il mercato del vino si vuole allargare visto il grande successo e quindi cade un tabù, c'è una bella inchiesta insomma sulla questione del vino. Anche in Italia via libera ai prodotti dealcolati, l'obiettivo è conquistare nuovi mercati e smaltire le bottiglie invendute, questo per quanto riguarda il vino che ha produzioni record. Poi non so se hai seguito, questo lo dico sorridendo perché oggi insomma è una giornata in cui sorridiamo molto anche sulle notizie, non so se hai seguito la storia del falconiere della Lazio, Non tanto, veramente. Allora, il falconiere della Lazio è stato licenziato perché ha pubblicato una delle sue foto sui social perché aveva deciso di operarsi alle parti, insomma, alle parti intime, no? Per, diciamo, si chiama chirurgia peniena. Allora, siccome questo è stato un caso che ha fatto sorridere, diciamo, che ha portato al licenziamento di questo falconiere della Lazio, però insomma questo è un tema, no? Il ritocchino dell'amore lo chiamano. Il caso del falconiere della Lazio ha portato alla ribalta la pratica chirurgica di impiantare la protesi peniena. Costi, benefici, rischi, ecco come funziona. Pensate, qua dicono che costa da 25 a 30 mila euro, insomma, ed è una chirurgia abbastanza diffusa. Eccolo qua, il prezzo va dai 15 ai 25 mila euro. È diventato un caso proprio perché questo uomo è stato licenziato proprio perché si è mostrato, diciamo, nella sua diciamo, con le sue nuove dimensioni. Ultima notizia, questa è un po' più macabra, però è una storia culturale. Svelato il segreto della madre di Frankenstein, eccolo qua. Incrociando le lettere e i diari, la studiosa inglese Fiona Sampson dimostra che Mary Shelley scrisse il suo capolavoro elaborando il lutto per il suicidio della sorella Fanny. Entrambe amavano lo stesso uomo. Beh, davvero molto interessante. Grazie Luca. Noi vi lasciamo ricordandovi che il 20 gennaio come oggi, ma del 2007, Tiziano Ferro ha pubblicato il singolo Ti scatterò una foto come terzo estratto del terzo album Nessuno è solo. Il brano è stato inserito nella colonna sonora del film Ho voglia di te, uscito nello stesso anno, e noi con questo brano